piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Sabato 12 ottobre un intenso acquazzone si è abbattuto sulla città di Portogruaro, come potete vedere da queste immagini girate attorno alle ore 11 del mattino. Qui ci troviamo nel trafficato Viale Pordenone, di fronte all'edificio che ospita il poliambulatorio San Nicolò e la farmacia Poles. Ai pedoni che stamani avevano la necessità, come il sottoscritto, di recarsi a prendere dei farmaci, veniva ordinato, da un cartello affisso dal comune di Portogruaro, di usare il vicino sottopasso, posto a circa un centinaio di metri, anziché attraversare la strada sulle consuete strisce pedonali. Queste ultime erano state cancellate un paio di giorni fa, in seguito ai lavori di riasfaltatura avvenuti in Viale Pordenone. In questo stesso punto, ieri pomeriggio, era però ancora visibile la segnaletica stradale verticale, indicante agli automobilisti la presenza di un passaggio pedonale. Stamani invece è stata opportunamente nascosta da un sacco nero su entrambi i lati della carreggiata, con l'aggiunta dell'avviso poc'anzi citato. Le modifiche alla segnaletica stradale saranno state secondo voi disciplinatamente osservate dai pedoni? Questi ultimi avranno cioè accettato di buon grado di allungare di 200 metri il percorso da e verso la farmacia? Dalle testimonianze raccolte stamani pare proprio di no. Signora, lo sa che non può attraversare qui? Ha letto il cartello là? Hanno riasfaltato, hanno tolto le strisce e il comune ha detto che bisogna andare fino al sottopasso qui. Cavolo, per andare in farmacia. Ma vede che disagi che crea il comune. È evidente che nessuno, salvo chi ha gravi difficoltà di deambulazione, rispetta il perentorio ordine di usare lo scomodo sottopasso, ma preferisce attraversare la strada nonostante sia molto trafficata. Nel caso in cui un pedone venisse malauguratamente investito o fosse la causa di un tamponamento, il comune, dal canto suo, si è tutelato.